Buongiorno, ben ritrovati con Focus, tanta cronaca anche oggi. Andremo a Tarso dove c'è stata una raffica di furti, poi a Venezia angeli, turisti cafoni cacciati da un assessore, avevano occupato abusivamente un monumento, e poi la protesta degli studenti, continua la mobilitazione degli studenti. Andremo a Padova in diretta per vedere le tende contro l'emergenza abitativa, ma partiamo dalla cronaca, dagli incidenti purtroppo sulle strade. È uscita dalla carreggiata un'auto che si è schiantata contro una casa. È successo ieri sera alle 20:40 in via Piave Nuovo a Jesolo, ha ferito un giovane automobilista, fortunatamente non in modo grave. La squadra dei vigili del fuoco del locale di distaccamento ha messo in sicurezza il mezzo, mentre il ragazzo è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM 118. Sul posto anche i carabinieri. L'intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 23. E c'è stato un altro intervento dei pompieri questa notte intorno alle 22:30 per spegnere l'incendio di un furgone in via Edmondo De Amicis a Castelfranco Veneto. Nessuna persona è rimasta coinvolta, vedete però molte fiamme. Al lavoro la squadra dei vigili del fuoco del locale di distaccamento che ha spento l'incendio e ha evitato la propagazione del rogo ai veicoli vicini. Sul posto anche i carabinieri. L'intervento dei vigili del fuoco è terminato intorno alla mezzanotte. Come vi avevamo anticipato, è fuori pericolo la madre che è stata investita sabato da un pensionato colto da un malore, che è morto sul colpo. Il suo bimbo è già stato dimesso. Vediamo il servizio di Carlo Alberto Inghilleri. Il servizio della donna fuori pericolo, per cortesia. È fuori pericolo la madre travolta da un'auto a Noventa Vicentina mentre stava passeggiando col suo bimbo di 5 anni. Tutto è successo sabato, quando in via Angussola improvvisamente è piombata alle spalle della donna l'auto guidata da un ottantenne che, colto da malore, ha perso il controllo della macchina. Per l'anziano purtroppo non c'è stato nulla da fare. La quarantenne invece è stata colpita in pieno e scaraventata in un fossato. Le sue condizioni sono apparse in un primo momento gravi, mentre il bimbo, che si trovava in carrozzina, ha riportato solo lievi contusioni. Ad assistere impotente al dramma è il marito della donna, che è rimasto illeso. Oggi il figlioletto è già stato dimesso, mentre la madre, dichiarata fuori pericolo, resta in ospedale per ricomporre le varie fratture riportate nell'impatto in cui ha tentato di proteggere il bimbo. Tanti messaggi di vicinanza anche da parte del sindaco di Noventa Vicentina. Come sindaco ho sentito il dovere di sincerarmi intanto delle condizioni. Mi hanno detto che fin da subito è stata fuori pericolo, è in osservazione all'ospedale, e poi insomma da cittadino, che io insomma che conosco anche se non direttamente la famiglia, mi sembrava doveroso insomma mandare un messaggio di vicinanza, di pronta guarigione. E alle ore contate il pirata della strada che ieri sera ha investito e ucciso, l'altro ieri sera ha investito e ucciso un 57enne marocchino sulla strada provinciale 34 nella zona di Sernaglia, senza sosta le indagini dei carabinieri. Si continua a correre in questo tratto di provinciale 34 tra Sernaglia della Battaglia e Vidor, dove caccia il pirata della strada che ha travolto e ucciso un marocchino di 57 anni in tarda serata. Fanane Lacen, un commerciante ambulante, stava rientrando a casa verso Fontigo in sella alla sua bicicletta, mezzo che spesso utilizzava per vendere porta a porta delle scope e materiale domestico. È in questo punto esatto, all'altezza dell'incrocio che porta a Fontane Bianche, che il 57enne viene ritrovato riverso a terra da alcuni automobilisti che lanciano l'allarme. Gli operatori del SUEM, una volta sul posto, non possono che constatarne il decesso, con la pista di un pirata della strada che prende corpo man mano che passano i minuti, benché non ci siano testimoni diretti. L'uomo ha delle lesioni gravissime sul capo, compatibili con un impatto di origine violenta. La strada è poco illuminata e in quel tratto
non ci sono telecamere, ma i carabinieri si mettono subito al lavoro. Il pirata potrebbe avere le ore contate. Occhi elettronici sono puntati in altri punti nevralgici della provinciale 34 e forse qualche pezzo di auto sospetto è stato recuperato. A Fontigo, Fanane era un volto noto. Sì, l'ho visto in piazza delle volte. Sì, sigarette e basta. E che tipo era? Tranquillo, parlava poco. Può darsi che non avesse le luci, scuro, sa com'è. È facile. Sicuramente, cioè qualcuno che l'ha preso sotto e dopo è scappato, cioè non c'è un'altra spiegazione. Andiamo in diretta a Venezia perché è accaduto un fatto che ha coinvolto anche l'assessore Venturini. Ragazze vestite da angeli sono salite sul monumento a Manin e l'assessore si è improvvisato vigile e le ha cacciate. Sentiamo intanto in diretta da Venezia Filippo Fois. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Ci troviamo per così dire sul luogo del delitto. Alle mie spalle c'è il monumento a Daniele Manin. Ci troviamo all'incirca a metà strada tra il ponte dell'Accademia e il ponte di Rialto e a pochi minuti da Piazza San Marco, quindi proprio nel cuore della città. Ed è qui che in un video che poi è diventato virale l'assessore al turismo Simone Venturini ha chiesto a delle turiste vestite in maniera piuttosto pittoresca di allontanarsi. Io sono in compagnia di Tommaso Bortoluzzi, che è consigliere delegato della Municipalità di Venezia, perché qui si parla di un ennesimo episodio di questo turismo, diciamo un po' poco rispettoso di quella che è la città, con cui si fa i conti oramai sempre più spesso a Venezia. Sì, effettivamente per chi vive da 50 anni in questa città ha visto l'evoluzione di questa città verso un'immagine di parco a tema. Anche lo stesso ticket d'accesso non aiuta, il turista si sente autorizzato a fare questo tipo di bravate perché non percepisce di essere una città, ma crede di essere in un luogo tematico come può essere, esagerando, la stessa Gardaland, e quindi autorizzato a fare qualsiasi cosa che si possa fare in un parco divertimenti, ma così non è la città. Certo, questo è proprio il nodo, perché diciamo che per quale motivo una turista in questo caso si sente legittimata di girare vestita da angelo, come altri turisti girano in infradito, in canottiera, e mai lo farebbero in un'altra città d'arte come può essere quando visitano Parigi o Londra? Ecco, al di là del carnevale, che è un momento in cui queste cose in città si sono sempre fatte, come abbiamo già detto, purtroppo il turista si sente autorizzato dal fatto di essere in un parco tematico e quindi... Perché come municipalità, tra l'altro, scusi se la interrompo, il fatto anche del ticket d'accesso contribuisca a dare questa impressione, cioè si entra in un posto in cui si deve pagare, per cui si tratta alla fin fine di un parco a tema. È un tema questo che abbiamo affrontato anche con il Consiglio Comunale e come municipalità, ed effettivamente continuiamo su una strada che secondo noi è completamente errata, perché questa è la città della cultura, dell'arte, dell'artigianato, e non può essere questa l'immagine che diamo all'estero e autorizzi chi viene a fare turismo qua a fare un turismo di scarsa qualità, ma venga a fare un turismo di alta qualità e porti una certa cultura e un certo modo di comportarsi come nelle altre grandi città del mondo. Il punto è che ci verrebbe da dire le altre sono grandi città e lo fanno vedere. Chi arriva a Venezia invece sostanzialmente si accorge oramai, quando sbarca a Piazzale Roma o alla stazione ferroviaria, di trovarsi contorniato solamente da altri turisti, vede negozi solamente di souvenir, per cui tutto dà l'impressione di non trovarsi in una città ma in un posto semplicemente turistico. Sì, lo dico da residente, oggi come oggi è difficile addirittura trovare un negozio di vicinato per residenti, tutto ormai è improntato verso la concessione di nuovi spazi a licenze che riguardano solo il turismo, e questo penalizza i residenti ma lo stesso turista che cerca qualcos'altro, un'offerta reale e realistica della città. Certo è che si possono anche mandare via i turisti che si comportano male, ma il problema è che di fronte a dei flussi così grandi, si parla di 30 milioni di persone all'anno, dopo quel turista ce ne sarà un altro e un altro ancora, fino a che diciamo che non si dà un cambio a delle politiche di cultura monoturistica. Perlomeno questo è l'impressione che hanno molti veneziani, tra i pochi rimasti qui. È l'impressione di tutti i residenti, basta raccoglierla per le strade, e Venezia ha bisogno di una soglia di carico di turisti sostenibile e che sostenga le attività di livello, non badi solo al turismo di massa come oggi ormai da un pezzo ci siamo avviati.
Della soglia di carico se ne parlava già dagli anni '80, per dire eravamo ancora nella Prima Repubblica, purtroppo ancora questa soglia di carico è stata mano a mano alzata e poi alla fine insomma siamo finiti come siamo adesso. Direttore, io direi che per ora da Venezia è tutto, ti restituirei la linea. Filippo, senti, però io ho visto le immagini della cacciata dell'angelo da parte... Abbiamo visto di peggio, no, Venezia? Tu in particolare ne hai viste di tutti i colori. Questa in fondo era una ragazza nemmeno troppo, né discinta né vestita in maniera, diciamo, che si poteva in qualche modo... No, infatti, cioè, noi abbiamo raccolto in questi anni una serie, un campionario, diciamo, di imprese che è anche difficile da definire. Naturalmente c'è quello più ampio e quello che riguarda i tuffi, che hanno avuto, secondo me, i due momenti culminanti con il turista inglese che si è tuffato da un palazzo di 4 piani in Rio dei Tolentini, e poi mi piace anche ricordare un giapponese che qualche anno fa si è tuffato con una tavola da surf dal Ponte degli Scalzi. Poi ne abbiamo viste di tutti i colori, perché anche l'estate scorsa noi per esempio abbiamo visto un turista, non mi ricordo se fosse belga o olandese, che ha percorso la fondamenta dell'Accademia in motorino. È successo anche che qualcuno si sia spinto anche più avanti con l'automobile fin dove lo consentivano gli sbarramenti. Abbiamo visto gente con le tende, abbiamo visto surf sul Canal Grande, oppure anche con degli apparecchi elettrici che facevano andare, cioè ne abbiamo viste veramente di tutti i colori. Questo in effetti era anche così pittoresco, era anche un bel costume forse. Senti, un'ultima cosa, ti risulta che sia stato acciuffato il picchiatore seriale di cui abbiamo parlato a lungo? Perché ho sentito dire che sarebbe stato non soltanto identificato ma anche finalmente fermato. Non so se per caso avete dei riscontri su questo. Allora, il picchiatore seriale che è residente a Favaro Veneto era stato già identificato. Mi dicono adesso che è all'ospedale, è proprio una notizia che mi è arrivata sul cellulare pochi istanti fa da Favaro, che sia stato ricoverato, uno di quei ricoveri coatti, perché si tratta di una persona che ha seri problemi. Per cui effettivamente sì, questa è la notizia proprio dell'ultima ora. Sì. Credo di sì, perché era già una persona che era in carico ai servizi sociali, quindi una persona molto problematica, si sapeva chi fosse, noi ne avevamo parlato anche perché, diciamo, era particolare il fatto che una persona che manifestava anche i problemi che aveva con questa aggressività fosse ancora in giro, e in effetti adesso abbiamo visto che, insomma, da quelle che sono le ultime notizie è stato ricoverato. Era ora che fosse fermato, no? Nel senso che era ormai libero di colpire ovunque e chiunque. Noi stiamo andando verso un periodo in cui avremo centinaia di persone da controllare e non riusciamo a controllare anche pochi individui pericolosi. Grazie Filippo Fois al tuo ospite, grazie molte. Andiamo avanti con i furti, si aggira attorno alle diverse migliaia di euro, il bottino del furto commesso all'interno del MAP di Padova. Vediamo il servizio di Francesco Rattai. Hanno rotto un vetro, sono entrati eludendo i controlli della sorveglianza e hanno scassinato una decina di casse di altrettante attività. Razzia all'interno della grande area del mercato agroalimentare di Padova in corso Stati Uniti. È avvenuta la notte tra domenica e lunedì. La mala scoperta fatta dai venditori quando sono arrivati all'alba. I ladri sono riusciti anche ad aprire una cassaforte che fortunatamente era vuota. Il bottino si aggira attorno a qualche migliaia di euro. La polizia sta indagando. Ieri, per ore, si sono svolti i rilievi della scientifica. Gli agenti hanno acquisito anche le immagini della videosorveglianza interna per capire se sono riuscite a riprendere i malviventi. Andiamo in diretta a Tarso, dove c'è stata una raffica di furti. Subito alla linea Christian Arboit. Sì, direttore, buongiorno anche da parte di Alberto Pivetta che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo nel cuore di Tarso, in piazza 4 novembre. Il raid Laderesco, l'ennesimo raid Laderesco, è iniziato da qui, sabato sera, da questa casa negozio. I ladri sono entrati sia nel negozio che nell'appartamento che vedete al primo piano. Hanno arraffato di tutto, hanno messo la casa
casa Soqquadro, abbiamo parlato pochi minuti fa con il titolare al telefono, oggi non è presente. Il raid quindi è iniziato da questa casa, poi i ladri hanno battuto tutta la zona. Siamo appunto in piazza 4 novembre, poi si sono verso via Roma e via Ruio. Mi sto avvicinando agli ospiti, a una in particolare, a una donna, pensate, di 91 anni che è riuscita a mettere, in fuga i ladri. Si trovava in casa da sola ed è riuscita a farsi coraggio. E qui con noi ci sta aspettando, è accanto al vice sindaco Antonella Paul, la signora Silvia Farnese. Signora, buongiorno. Buongiorno. Ecco, lei dice io sono... Chi sono? È la Silvia che ha fatto correre i ladri. Ho 91 anni, ma non mi sono impressionata perché mi tiravano sulla persiana. Ecco, allora, ritorniamo a sabato sera. Lei, signora, stava guardando la televisione? Sì, alle 10. Erano le 10, le 22. E tutto un momento sento sto rumore che tirano sulla persiana della mia camera. Non mi sono impressionata. Sono scesa dal letto, sono andata da finestra e ho detto: ma chi siete? Cosa volete? E allora sono tornati giù, hanno tirato giù la persiana, perché è l'unica che è a casa mia, l'unica finestra che è quasi a piano terra, a livello. Ecco, lei tra l'altro, signora, abita in una casa qui sul retro del municipio, sì. Quindi siamo proprio nel centro, nel cuore di Tarzo, dove sabato sera si stava tenendo la festa delle castagne, quindi è una festa molto molto frequentata, il paese era molto vivo. Pieno anche da Raira, non so come mai, perché lui ha tirato giù il numero perché avevano le macchine là. Ecco perché questi ladri, diciamolo per i nostri telespettatori, si sono mossi in macchina e lei ha visto questa macchina. C'era una bianca e una bluette, una utilitaria alla bluette. Le avevano parcheggiate qui sul retro? Qua dal comune, e io non mi sono permessa di andare a vedere sotto, di prendere il numero della targa. Diciamo che lei li ha visti ovviamente con la coda dell'occhio, non si è avventurata dalla mia porta, che ho il vetro. Però lei, signora, ha avuto davvero insomma, sangue freddo, diciamo. Beh, insomma, mi sono sentita di far così. Ecco, è stato spontaneo e ho chiesto: chi siete, cosa volete? Oggi però mi ha confidato prima un po' di paura, l'adrenalina tanta. Adesso sì, perché chiudo molto più di prima, che prima via se sunga chiave di fuori della porta. Esatto, sì. E il sindaco mi ha detto: tiri dentro perché ci sono i ladri in giro. Il sindaco Gianangelo Boffo, che oggi non può essere qui perché è a Roma in commissione, ma che salutiamo e ringraziamo. Insomma, guardi, io ho fatto la mia parte come mi sono sentita. Forse varrò sbagliare. Adesso sono nominata per la Silvia che fa correre i ladri. L'antifurto di Tarzo, signora, è un po' l'antifurto. Lei ha 91 anni portati in maniera divina, diciamo. Ma io pesanti. Vivo da sola perché i miei figli mi hanno un po'... E quindi però insomma non si dà per vinta, signora. Sono riuscita, i carabinieri anche loro a mattina che li ho chiamati, ma tanti di quei complimenti. Lei non si è persa e lei ha fatto quello che si sentiva di fare. E ciò, insomma, eri là, dovevi fare qualcosa. Allora, prontezza di riflessi, però insomma va detto che al di là di questa storia, che comunque fa riflettere, al di là di questo il paese insomma è stato un po' scosso. Allora, diciamo che la parola giusta è proprio scosso. Noi eravamo appunto in festa, si apriva proprio nella giornata di sabato 30 settembre la festa della castagna, in piazza avevamo la festa dello spirito degli antichi sapori e quindi la piazza era gremita. Hanno approfittato di quell'orario, diciamo attorno tra le 20 e le 22,
e sicuramente approfittando anche del fatto che molte delle vittime, diciamo, erano proprio in piazza a fare festa. Tra l'altro le case che sono state, diciamo, visitate, tra virgolette, una è proprio anche di fronte a piazza 4 novembre, che è questa appunto della festa. E il proprietario che abbiamo sentito qualche minuto fa ci dice ero fuori, quindi probabilmente questi soggetti avevano un po' studiato i movimenti. Sicuramente hanno approfittato di questa giornata, hanno controllato e visto che le persone non erano in casa e quindi hanno avuto purtroppo tutto il tempo per poter fare quello che si sa hanno fatto. Diciamo anche che addirittura in alcune abitazioni, in una in particolare di via Toniolo, che è appunto dopo via Ruio, qua di fronte al municipio, è la seconda o terza volta, insomma, che vanno a visitarla. Io domenica ho avuto modo appunto di passeggiare e trovare, tra cui Silvia e anche altre persone appunto che hanno subito questi furti, e sicuramente insomma non è piacevole, insomma il senso di vulnerabilità e di angoscia che ti lasciano questi spiacevoli eventi, insomma fanno riflettere, ecco. Allora io vi ringrazio davvero, grazie vice sindaca Paul, grazie Silvia Fregonese, insomma diciamo però anche ai... Ti fa scappare i ladri. Beh, insomma, comunque dimostra... Un titolo, dai. È sempre un titolo, signora. Dopo ho preso tanti bei premi per la fotografia, anche la menzione d'onore. Allora signora, io la ringrazio davvero, grazie per questa sua preziosissima testimonianza. No, volevo solo aggiungere che i carabinieri comunque stanno già lavorando, il sindaco tra l'altro la sera stessa era qui presente e li ha accompagnati, diciamo, nelle varie abitazioni che hanno subito i furti, quindi da parte nostra, insomma, massima disponibilità nel fornire tutte le informazioni e tutte le misure necessarie, diciamo, poi nel futuro per evitare, ripeto, questi spiacevoli inconvenienti. Silvia, sono venuta io da te. Allora, grazie davvero. Allora, direttore, chiudiamo qui, adesso noi continuiamo a sentire le persone di Tarso, l'umore è abbastanza nero come ci ha riferito la vice sindaca Paul. Per il momento da Piazza 4 Novembre di Tarso è tutto, con Alberto Pivetta ti restituisco la linea. Grazie Cristian, grazie molte. Vediamo i titoli del Corriere del Veneto, eccolo qua, la prima pagina online, Venezia, il murale di Bansky salvato da una banca, Vittorio Sgarbi commenta, sarà presto restaurato. Polveri sottili, l'aria del Veneto è sempre più inquinata, colpa di auto e allevamenti, ne parleremo anche nei telegiornali di questa sera. Soldi e buoni spesa, così aziende e comuni incentivano chi va al lavoro in bicicletta. Io costretto a vivere in sedia a rotelle, il medico che sbagliò è stato assolto, una storia molto triste per quanto riguarda la sorte di quest'uomo. E poi Francesco, il nonno volante, festeggia gli 87 anni lanciandosi da 5.000 metri. Non dico nulla ai miei, ma è troppo bello. Complimenti. Andiamo alla tragedia del bimbo trovato morto nel suo lettino in un asilo nido di Porcellengo di Paese. I genitori dicono non puntiamo il dito contro nessuno, ricordo che 3 maestre sono indagate, ma vogliamo la verità. La frase è stata: noi vogliamo la verità, sapere cosa è successo. Quindi dopo si vedrà che cosa sarà accaduto, cosa meno, non importa, sapere quello che è avvenuto, quindi la verità. L'avvocato Giorgia Canal ha incontrato i genitori del piccolo Alessandro Izzi. Nella mattinata Kevin e Laura sono ancora sotto shock e per questo seguiti dagli specialisti dell'ULSS 2. Da venerdì pomeriggio, da quando il bimbo è stato ritrovato morto all'asilo nido di Porcellengo, durante il riposino pomeridiano su di loro è calato il gelo, un dolore profondo e tanti interrogativi. Nei genitori né la sottoscritta puntiamo il dito contro nessuno, questo deve essere un principio base e fondamentale. Giustamente i genitori vogliono sapere che cosa è avvenuto a un bambino che è stato portato la mattina sano, in regola, a una scuola, all'asilo nido, e che poi non è più tornato a casa. Quindi mi sembrano anche delle risposte legittime che si debbano dare a dei genitori. Sì, il bambino era sano, sì.
venerdì mattina è stato portato a scuola, era tranquillo, tutto regolare e quindi per questo vogliamo sapere qual è la verità. E per arrivare a questa verità la Procura ha disposto l'autopsia. Il conferimento dell'incarico avverrà giovedì mattina. Lo stesso anatomopatologo Alberto Furlaneto ha chiesto di essere affiancato da uno specialista dell'età pediatrica. Spesso in questi giorni si è parlato di morte bianca, la sindrome della morte in culla che colpisce i lattanti sotto l'anno di vita. È il momento delle ipotesi. Nessuno di noi ha certezze, non possiamo avere certezze, sicuramente l'autopsia viene disposta proprio per poter avere delle risposte e quindi delle ipotetiche certezze, perché non abbiamo mai la certezza di nulla. Ma il fronte delle indagini è duplice. La stessa Procura della Repubblica, guidata da Marco Martani, conferma l'iscrizione nel registro degli indagati delle 3 maestre presenti all'interno della struttura al momento del dramma, 2 educatrici oltre alla responsabile. Si tratta, spiegano da Palazzo di Giustizia, di un atto anche a loro garanzia. Sotto sequestro sono finiti la culla, lenzuola e cuscini, sigillata la stanza. Bisogna capire se il piccolo sia stato sorvegliato con tutte le cure del caso. Come abbiamo detto all'inizio, non puntiamo il dito contro nessuno, ma perché non abbiamo elementi. Qualora ne sorgessero, allora sarà diverso, ognuno risponderà delle proprie responsabilità, ma se non dovessero essercene, ovviamente. Quindi siamo veramente in una fase delicata, anche nell'ottica di attendere quelli che possono essere i risultati dell'autopsia. Andiamo in diretta a Padova, dove continua la mobilitazione degli studenti universitari contro l'emergenza abitativa, contro il caro affitti in particolare. Subito la linea Valentina Visentin. Sì, buongiorno direttore, hanno passato la prima notte in tenda gli studenti universitari per protestare contro il caro affitti, la mancanza di alloggi e anche le spese universitarie. Prima notte però pronti a togliere le tende perché la mobilitazione si sposta dove? Cercheremo sicuramente di spostarci dove effettivamente vogliamo che le richieste siano quantomeno prese in considerazione, ovvero Venezia. L'abbiamo detto anche ieri, sono 3 semplici richieste, non stiamo chiedendo la luna: borse di studio, alloggi e anche tutela psicologica. Mi sembra che non stiamo veramente protestando per un qualcosa di inaccessibile. La politica deve prendersi le sue responsabilità, la regione deve prendersi le sue responsabilità. Se neanche con 11 giorni a maggio e una notte in tenda la regione risponde, vuol dire che evidentemente saremo costretti ad andare direttamente in regione. Avete appeso un cartello in cui fate un po' un riassunto delle spese che sono costretti a pagare gli studenti in media. Quant'è alla fine la spesa che voi affrontate? Abbiamo stimato complessivamente 12.000 euro all'anno. Io mi chiedo nuovamente chi può effettivamente permettersi 12.000 euro all'anno per poter sostenere la vita universitaria, tra affitti che girano attorno ai 400-500 euro mensili e spese alimentari che sono, come tutta la popolazione oggi vive una grande difficoltà nel fare la spesa. Anche lo studente universitario deve decidere a cosa deve rinunciare, a cosa invece non può rinunciare assolutamente. In più ci sono spese come i carolibri, che è un tema anche storico, il fatto che costino tanto i materiali, le dispense, ma anche il benessere psicologico, il potersi permettere un percorso psicologico che oggigiorno tutti gli studenti e le studentesse vogliono, il più delle volte se lo può permettere chi ha la possibilità economica. Avete incontrato a maggio la rettrice, l'ESU, però è con la regione che volete aprire un dialogo questa volta. Le borse di studio sono un tema prettamente regionale, le residenze pubbliche sono anch'esso una competenza prettamente regionale. Chiediamo in primis la copertura delle borse di studio dell'anno scorso, perché l'hanno dichiarato una settimana fa in Consiglio regionale Veneto. Ci auguriamo che non siano solo le solite promesse dette all'interno di un Consiglio regionale, ma che sia una chiara promessa che questa settimana vada mantenuta. Ma tra 15 giorni, il 15-16 ottobre, usciranno le graduatorie provvisorie delle borse di studio e saremo veramente pronti a mobilitarci ancora in modo più incisivo se dovremmo trovare di nuovo all'interno delle liste la figura dell'idoneo non beneficiario. Siamo l'università in Italia con più idonei non beneficiari, 1995 su 5.000. La regione Veneto finanzia meno il diritto allo studio, la regione Calabria ha meno idonei non beneficiari
rispetto alla Regione Veneto. È una cosa inconcepibile, siamo sempre la regione che esce da tutte le parti dicendo che siamo il motore trainante economico di questo paese, ma sul diritto allo studio poi non sappiamo il perché, non c'è alcun tipo di investimento. Ci auguriamo che in questo mese, che nel prossimo mese, vicino anche alla discussione di bilancio, la politica si assuma le sue responsabilità. È un diritto il nostro, non è un dovere, non è un piacere, e non è sicuramente bello scendere in piazza per 11 giorni, per una notte in tenda, non è una cosa che ci fa piacere, ma se siamo costretti a dover scendere nuovamente in protesta in modo più incisivo, allora noi saremo qui. Vogliamo risposte dalla Regione. Allora ringraziamo Domenico Amico, da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Dice Valentina Visentin, grazie Valentina Visentin, poi ovviamente sono rispettabili le ragioni di questi studenti. C'è chi dice, ma allora perché venite in Veneto a studiare se in altre regioni ritenete che le cose vadano meglio? C'è una grossa polemica su questa emergenza abitativa degli studenti. Vediamo cosa succede con le famiglie che hanno i bilanci in rosso. Titolo del Gazzettino: si trasferisce con la figlia di 3 anni in garage per guadagnare sulla casa, affitta camera, bagno e salotto ai turisti. E poi un altro titolo, sempre dal Gazzettino: emergenza immigrazione, la Lega, esercito ai confini, gli altri paesi già lo fanno, Dreosto dice schieriamo i militari a nord-est, ne abbiamo parlato anche ieri sera a Focus. Intanto arriva finalmente, andiamo a Vicenza, una commissione consigliare comunale sul tema del Tribunale della Pedemontana, che è un po' come aspettando Godot, cioè sono mesi, se non anni, anzi anni che si attende questo Tribunale di Bassano del Grappa. Peccato che questa riunione del Consiglio Comunale avvenga a Vicenza, dove il Tribunale di Bassano non è propriamente ben visto. Sentiamo. Si informano le signorie loro che la prima commissione consiliare è convocata il giorno 6 ottobre 2023 alle 17 per la trattazione del seguente argomento, ovvero il progetto di istituzione del Tribunale della Pedemontana Veneta. Bene, direte voi, è proprio il momento di tornare a parlare del Tribunale della Pedemontana, visto che i 6 mesi di tempo promessi dalle autorità come tempistica per l'organizzazione del percorso sono scaduti ad agosto e non si è più saputo niente del progetto. Ma fermi tutti, torniamo ad osservare da vicino la convocazione ufficiale della commissione, perché non è mica del comune di Bassano e neanche di un altro comune del territorio interessato dal progetto. Questa è una convocazione dell'amministrazione comunale di Vicenza, che prima ancora di Bassano e di tutti gli altri va a trattare il tema dell'apertura del vecchio / nuovo Palazzo di Giustizia in un momento molto critico dell'iter iniziato a febbraio e sfociato finora in un niente di fatto. Che la convocazione non sia da prendere sotto gamba è confermato dal fatto che sono stati invitati, oltre ai consiglieri comunali di Vicenza, anche il sindaco Giacomo Possamai, la vice sindaca e il presidente del consiglio comunale, il capo di gabinetto della questura berica Nevio Di Vincenzo, il presidente della Corte d'Appello di Venezia Carlo Citterio e molte altre personalità che ruotano attorno al Tribunale di Vicenza e dintorni. Proprio l'Ordine degli Avvocati di Vicenza si era espresso, assieme ai colleghi di Padova e Treviso, contro il progetto bassanese, definendolo fuori dal tempo. A nulla sono valse le rassicurazioni del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ha già parlato di dotazione organica per il Tribunale bassanese, la cui apertura non andrebbe quindi a influire sull'assetto delle altre strutture del territorio. E oggi ci si ritrova con un paradosso tutto veneto, nel quale sindaci e politici, associazioni di categoria e professionisti tirano da una parte, mentre altri professionisti tirano dall'altra. Tira, dice il vecchio adagio, la corda si spezza e hai voglia tu a fare groppi per fermare un treno, quello del Tribunale, che passa stavolta e poi non passa più. Davvero una singolare vicenda per questo Tribunale, una cittadella giudiziaria che è costata 12 milioni e che è lì a fare la muffa, mentre i bassanesi per qualsiasi cosa devono andare al Tribunale fino a Vicenza, mentre dovrebbero e potrebbero avere delle aule giudiziarie sotto casa. Ma di questa vicenda singolare, devo dire, sentiamo cosa ha detto il sindaco della città berica, Giacomo Possamai. Dunque, sindaco, come mai l'amministrazione comunale convoca una commissione specifica per parlare del Tribunale di Bassano?
È arrivata una specifica richiesta da parte del comitato che si è costituito proprio su questo tema, una richiesta di audizione in commissione, ma ci è sembrato giusto estendere questa richiesta di audizione anche a tutti i soggetti che sono in qualche misura coinvolti nell'organizzazione della giustizia, quindi avvocatura, magistratura, per fare in modo che in una commissione pubblica ci sia la possibilità di discutere di questo tema e di questo argomento. Qual è la posizione dell'amministrazione? Noi in commissione ascolteremo meglio la commissione, i consiglieri ascolteranno il comitato, ascolteranno i vari rappresentanti del mondo della giustizia che saranno quel giorno invitati a partecipare se lo riterranno, e in seguito i consiglieri, l'amministrazione, chiunque riterrà di discutere o di portare in consiglio la discussione lo potrà fare. Questo per fare in modo che ci sia una discussione aperta, pubblica e molto libera all'interno della città. È stata durissima la replica del vicepresidente del Consiglio regionale, il bassanese Nicola Finco. Vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco, politico esponente bassanese che si ritrova, come tanti bassanesi, con una commissione convocata dall'amministrazione comunale di Vicenza per parlare però del Tribunale della Pedemontana. È una cosa normale secondo lei? No, non è assolutamente normale, in quanto Vicenza non si è mai interessata di Bassano e di questo territorio, e trovo alquanto strano proprio una convocazione per parlare del Tribunale della Pedemontana senza invitare nessuno del comitato oppure gli amministratori e le associazioni di categoria di questo territorio che da anni chiedono la riapertura di questo importante presidio di giustizia. È ovvio che siamo di fronte alle lobby di potere, i centri di potere vicentini che si stanno muovendo contro l'istituzione del Tribunale della Pedemontana, ma la cosa ancora più scandalosa è che sia proprio il Comune di Vicenza, quindi è l'ennesima riprova che il Partito Democratico, in questo caso nella figura del sindaco Possamai, siano apertamente schierati contro il nostro Tribunale. Quindi trovo veramente anche una mancanza di rispetto, perché insomma si sono schierati quasi 70 sindaci di 3 province, quindi Vicenza, Padova e Treviso, numerose associazioni di categoria, enti professionali, c'è un territorio di quasi 500.000 abitanti che chiede l'apertura di questo importante presidio di giustizia, e la posizione del Comune di Vicenza è alquanto veramente anche fastidiosa, proprio perché la vedo come un'ingerenza. Forse il sindaco Possamai, invece di occuparsi di Bassano, farebbe bene prima di tutto occuparsi della sua città, che è stato eletto a Vicenza e non a Bassano, e in secondo luogo dovrebbe pensare ai tanti problemi, ad esempio alla TAV, ai problemi dello spaccio della droga a Campomarzo, piuttosto che ai problemi della sicurezza. Quindi prima di mettere il naso a Bassano, Possamai pensi a Vicenza, che ne ha già abbastanza. Anche perché a Bassano il dibattito è ormai chiuso, sono 6 mesi che se ne parla, tutti hanno già detto di sì. Aprire un dibattito a Vicenza adesso appare alquanto inusuale. Il nostro territorio si è dimostrato compatto, e quindi voglio dire, tranne gli ordini degli avvocati che si sono messi di traverso, tutti gli altri sono d'accordo. Avviare un dibattito su Vicenza veramente non ne capisco il senso, se non la mossa da parte di qualcuno, di qualche centro di potere, che ha tirato la giacca al sindaco Possamai, e lui ovviamente, per tenersi buona quella parte di elettorato, ha deciso di convocare questa commissione. Quindi penso che Vicenza non debba assolutamente occuparsi del Tribunale della Pedemontana, perché non è affar loro. Giù le mani del Tribunale della Pedemontana, possiamo dirlo? Giù le mani del Tribunale della Pedemontana, ma soprattutto Vicenza da tanti anni cerca di mettere sotto scacco il bassanese. Il bassanese è fortunatamente un territorio importante da un punto di vista economico e produttivo, un territorio che 20 anni fa sognava di diventare provincia, è un territorio che merita comunque di mantenere dei presidi di giustizia e tanti altri servizi fondamentali per i cittadini. Nicola Finco intervistato da Ferdinando Garavello, in regia oggi Francesco Ceron e Fabio Falliero. Adesso andiamo a Trieste. Andiamo a Trieste perché, a proposito di dibattiti e di scontri anche politici, c'è quello della Ovovia che il sindaco, il comune, la regione intendono costruire per poter raggiungere, come in altre città, l'acqua, insomma, il porto di Trieste attraverso questa ovovia che parte dalle alture, quindi sarebbe anche un'attrazione turistica. Ma c'è la ferma opposizione degli ambientalisti che hanno contestato il sindaco Roberto Di Piazza proprio l'altro giorno. Sentiamo. No ovovia! No ovovia! No ovovia! Non la vuole nessuno!
stata svelata così, fra le proteste di una cinquantina di persone, la cabina dell'impianto a fune Trieste-Opicina che verrà realizzata dalla ditta Leitner. Fra i gruppi che hanno manifestato, oltre agli aderenti al comitato Nuovo Via e i residenti della zona del Faro della Vittoria e vie limitrofe, anche una decina di aderenti a gruppi antagonisti, monitorati da vicino dal folto schieramento di forze dell'ordine. Via! Via! Nuovo Via! 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 Nuovo Via! Intanto, in mezzo ai cori dei manifestanti, il sindaco di Piazza ha spiegato come... Mi sembra che sono in 40 su una città di 200.000 abitanti, per cui credo molto in questo progetto che ci risolverà la penetrazione da nord, che è la cosa più importante, e dopo avrà anche uno scopo turistico, perché la città, per come sta correndo, in questo momento stiamo facendo il 25% in più del 2019. Calcolate che l'Italia sta facendo il 5% in meno in questo momento, per cui secondo me è una grande opportunità. Abbiamo portato 62 milioni di investimento, credo che sia una grande opportunità per la mia città, a parte questi 4 che sono contrari. Un intervento, quello della cabinovia Mare Carso, collegato sia alla questione trasportistica e viabilistica, ma anche allo sviluppo del cosiddetto Porto Vivo, il nuovo concept applicato al Porto Vecchio che verrà. Abbiamo l'opportunità di presentare la cabina alla città. Questa cabina rimarrà qui anche nei prossimi giorni, è sostanzialmente quello che rappresenta la futura cabinovia, ai vetri oscurati, lo stemma di Trieste, è accessibile a passeggini e a chi ha difficoltà motorie. Ovviamente qui vedete un gradino, ma non è la realtà e come sarà. Questa è un'opportunità per far conoscere alla maggioranza dei triestini che apprezzano questo progetto come sarà la futura cabinovia, una cabinovia che ha ricevuto recentemente, lo ricordo, dalla conferenza dei servizi pareri favorevoli. Il Porto Vecchio, anzi Porto Vivo, da qua ai prossimi 20-30 anni, quindi dobbiamo considerare anche quello che sarà il flusso di persone del centro congressi, del polo espositivo e di quella che sarà naturalmente lo sviluppo all'interno del Porto Vecchio. Quindi è un progetto strategico in prospettiva. Il progetto strategico è già utilizzato, già realizzato in altre città come Lisbona, Barcellona, anche qui per arrivare al mare. Sono tra l'altro cabine che resistono a venti fortissimi in alta montagna, è lo stesso tipo di tecnica e di impianto, quindi sono quelli che dicono ma chissà cosa succederà quando soffierà la bora. No, non succederà niente perché sono cabine fatte apposta per resistere a venti anche molto forti. In ogni caso andiamo ancora sulle agitazioni. C'è stato uno sciopero all'Electrolux per una operaia che è stata multata dopo aver riportato una ferita in azienda. Sentiamo. L'azienda gli ha dato una sanzione, tolto i soldi dalla busta paga perché accusandola di essersi infortunata e quindi dandogli la colpa dell'infortunio, cosa che non ho memoria che sia mai successa in questi termini e che ha fatto sì che la reazione prima della RSU e poi dell'insieme ai lavoratori in assemblea sia stata quella di una protesta dura. Corteo interno e sciopero di un'ora. Il segnale dei lavoratori Electrolux con destinatari vertici aziendali è stato immediato. L'episodio per il quale è scattata la protesta risale a qualche settimana fa, a fine agosto, quando un'operaia che stava movimentando un transpallet rimane incastrata con il piede, provocandosi una grave frattura. Una manovra errata per l'azienda che ha optato per la sanzione, decurtando lo stipendio di circa 30 euro. Di frenesia in fabbrica e ritmi serrati parlano le RSU. La donna, dicono, non aveva alternative, ma al di là del caso specifico, il timore è che si crei un pericoloso precedente. Abbiamo fatto un corteo interno alla fabbrica, siamo passati anche per gli uffici in modo da spiegare alla direzione che noi questa cosa non l'accettiamo e che andremo anche avanti. Abbiamo anche chiesto esplicitamente alla direzione di togliere la sanzione. Siamo passati anche nella fabbrica nuova sollecitando anche i lavoratori a seguirci, anche quelli che erano rimasti a lavorare. La lotta non finisce qua, oggi tocca a un'altra collega, domani può essere uno di noi, che è una cosa che dobbiamo sempre essere uniti per combattere queste cose che non avvengono più, perché noi penso che a parte dei dirigenti dell'azienda siamo anche importanti nella fabbrica dove lavoriamo noi. E ora parliamo di magia perché
a Bassano del Grappa sta già fureggiando il mago Andrew Basso, che è in compagnia di Alex Giuliano ed è un notissimo escapologo, diciamo, è un Houdini dei nostri tempi e dei italiani. Vediamo. Andiamo in diretta. A te la linea, Alex. Un buongiorno allo studio, un buongiorno ai nostri telespettatori. Preparatevi a rimanere sorpresi, perché qui con noi c'è Andrew Basso, il più grande escapologo al mondo. Parleremo del suo spettacolo Credi nell'impossibile show, uno spettacolo che andrà in scena a Bassano del Grappa il 28 ottobre alla CMP Arena. Tantissima è la curiosità, tantissime le persone che stanno comprando, prenotando il biglietto da tutta Italia, perché, Andrew, dobbiamo spiegare che tipo di spettacolo vedrà la gente. Questo è uno show di magia, illusionismo ed escapologia di proporzioni che Bassano, il Veneto, non ha mai visto prima. Però prima di entrare nel dettaglio dello show volevo provare un piccolo esperimento con te usando delle carte da gioco, le carte che usiamo per giocare a scala 40, a poker, eccetera. Ora, ognuno di noi ha una carta preferita, una carta fortunata. Vi chiedo di pensare alla vostra, a te chiedo di pensare alla tua. Questo è il bello della diretta, perché... Questo è il bello della diretta. Ho portato con me una carta che non è stata stampata ancora. È infatti una carta bianca. Sì? Mi stendi la tua mano sinistra, ok? Perché ben aperta così, in modo che i nostri amici a casa possono vedere. Questa carta bianca, ok? Ti chiedo di appoggiarci sopra il pollice. Ok, benissimo. E ti chiedo adesso di nominare per la prima volta a voce alta ai nostri amici qual è la tua carta fortunata, la tua carta segreta. Posso sceglierne una? Dine una a caso. Vai. 10 di fiori. 10 di fiori. Immagina qui il 10, immagina qui i simboli, perché la tua immaginazione, quando si unisce con la magia, può diventare realtà. Tu hai tenuto stretta la carta in mano? Ho tenuto stretta, non l'ho mollata un secondo. La carta bianca è rimasta lì per tutto il tempo. Girala lentamente. Vuoi mostrarla? Beh, signori, è davvero incredibile, incredibile, incredibile. Vi assicuro che non c'era niente di preparato in tutto questo, straordinario, veramente. E questa è una piccolissima cosa, lo show è di proporzioni... Beh, se questo è un assaggio, non oso immaginare cosa succederà il 28 di ottobre. Sì, c'è molto di più, è uno show di 90 minuti adatto a tutta la famiglia, dove presenterò il mio miglior repertorio, coinvolgerò il pubblico sul palcoscenico. È un momento in cui tutta la famiglia può condividere un momento di divertimento e meraviglia. Ci sarà anche un po' di adrenalina, ovviamente, con i miei numeri che ho portato sui più grandi palchi del mondo, e vi assicuro che Bassano del Grappa, il Veneto, non ha mai visto uno show così. Beh, signore, è difficile che comunque un giornalista rimanga senza parole. Andrew Basso ci è riuscito, è davvero un numero che lascia così interdetti, ma vogliamo anche entrare un po' di più nel dettaglio, perché saranno 90 minuti di grandi emozioni. C'è qualcosa di particolarmente, non so, nuovo, di pericoloso? Vogliamo anche dire che, insomma, il pubblico potrà godere di 90 minuti molto variegati, molto diversi. Sì, a me piace regalare diversi tipi di emozioni al nostro pubblico. Mi piace condividere un momento in cui si ragiona insieme sul significato del credi nell'impossibile, dei nostri sogni, come i momenti di adrenalina e di grande tensione, dove tento di liberarmi da una vasca d'acqua mentre sono appeso a testa in giù, ammanettato, quindi non voglio rivelarvi troppo. Ho tantissime sorprese per voi. Allora, sappiate che chiedo adesso di autografare la carta, il 10 di fiori, Andrew Basso, perché è un reperto storico davvero eccezionale, una prova tangibile della sua magia. Grazie a Andrew Basso. Appuntamento, lo ricordiamo, il 28 ottobre alla CMP Arena di Bassano. Che dire, chi non crede nell'impossibile avrà modo di ricredersi e di scoprire un mondo davvero magico alla portata di tutti. Grazie, e noi restituiamo la linea allo studio. Grazie molte, grazie Alex Giuliano
e al grandissimo Andrew Basso, e andiamo avanti con... ci vorrebbero dei maghi per garantire la sicurezza nei nostri paesi e nelle nostre città, ma in mancanza e in attesa che intervengano i maghi, ad Arzignano si è deciso di ricorrere al controllo del Targa System, cioè telecamere intelligenti in tutti i quartieri collegate alla polizia locale, anche grazie al finanziamento dei cittadini, il servizio di Luisa Bertini. Una rete di telecamere intelligenti collegate alla polizia locale di Arzignano per tracciare ingressi e uscite dai diversi quartieri. Sistema che si implementa di 7 nuove telecamere Targa System nel quartiere di Tezze, grazie al contributo di 24.000 euro arrivato da 23 famiglie. Il sistema in città ad oggi conta 41 telecamere Targa System che controllano 200.000 veicoli al giorno. L'operazione Quartiere Sicuro coinvolge quindi anche i privati che con donazioni contribuiscono alla creazione della rete di videocamere intelligenti per prevenire fatti illeciti o per individuarne i responsabili. Basti pensare che negli ultimi 12 anni in città si è registrato un calo dell'80% di furti in abitazione. Grazie al contributo dei cittadini di Tezze abbiamo dato via il progetto Tezze Quartiere Sicuro e quindi installato delle telecamere, o meglio Targa System, in alcuni punti strategici della nostra frazione, che risulta essere una delle frazioni più popolose, dove circola un quarto del flusso di veicoli di tutta la nostra città. Chiunque entri o esca dal perimetro viene di fatto tracciato. La telecamera Targa System è in grado di eseguire automaticamente la lettura e il riconoscimento della targa, elemento che permette di ricondurre al proprietario del veicolo, verificare se l'auto è rubata oppure se è stata inserita in apposite blacklist di attenzione, sistema che può fungere quindi anche da deterrente. Oltre 50 milioni di controlli all'anno eseguiti automaticamente e con estrema efficacia da questo innovativo sistema Targa System, che ad Arzignano è arrivato a contare 41 unità operative collocate nel territorio. Oggi, grazie al contributo generoso delle famiglie di Tezze, siamo riusciti a fare la fase 2 di Quartiere Sicuro. Dopo l'ottima esperienza del quartiere Conche Main, anche alcuni cittadini di Tezze, 23 famiglie, grazie al coordinamento del consigliere comunale Mario Zuffelato, hanno raccolto i fondi per finanziare le telecamere pubbliche, che saranno pubbliche e gestite dalla polizia locale, per perimetrare l'intera area del quartiere frazione Tezze. È ancora scontro tra maggioranza e opposizione sulla questione dei migranti, anche sul versante dell'economia. Oggi Giorgia Meloni a Torino, vediamo il titolo della Repubblica. Meloni a Torino: non sei benvenuta, scontri, polizia, studenti, lanci di uova e negozi chiusi, si contano i feriti, davvero grossi tafferugli nella città piemontese. Vedremo di darvi degli aggiornamenti, poi ne parleremo stasera anche a Focus. Intanto permessi di soggiorno a cittadini cinesi senza requisiti, in 5 a processo a Padova, nei guai anche un avvocato padovano con titolo di studi all'estero. Vediamo. Sono stati tutti rinviati a giudizio 5 imputati accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e falso ideologico. L'indagine della squadra mobile di Padova si è svolta tra il 2019 e il 2021 dopo un esposto per un matrimonio sospetto con una cinese. I 5 imputati sono un avvocato padovano di 49 anni, un imprenditore 47enne di origine catanese ma residente a Padova, 2 imprenditori agricoli di Monselice e Rovigo e una cittadina cinese che secondo l'accusa individuava i connazionali che avevano necessità di essere regolarizzati pur non avendo i requisiti. Secondo le indagini della squadra mobile, l'avvocato e l'imprenditore avrebbero prodotto i documenti come falsi contratti di lavoro e buste paga da portare in questura a Padova per la pratica di permesso di soggiorno. Nel caso delle donne ci sarebbero stati anche finti matrimoni. L'avvocato padovano, il nome della qualifica significa che è stata ottenuta con un esame in Spagna, ha sempre respinto le accuse, ma ora dovrà andare a processo. Tutti e 5 gli imputati compariranno davanti al giudice il prossimo febbraio. Protesta e incontro questa mattina in prefettura, e restiamo a Padova, per i rappresentanti sindacali
e una delegazione di lavoratori dell'azienda ospedaliera di Padova e dello IOV per portare all'attenzione del prefetto la carenza di organico e il blocco delle assunzioni che sta mettendo a rischio l'erogazione dei servizi ai cittadini. Sentiamo cosa è emerso dall'incontro e sono problemi che stanno effettivamente riguardando tutto il mondo della sanità. Vediamo. Prefetto, consegneremo una lettera dove noi chiaramente siamo preoccupatissimi per questo differimento e aspettare il 1° gennaio 2024 è un problema. La CRITE, che è l'organismo di riferimento che autorizza le assunzioni, ha dei tempi tecnici, fa delle trimestrali, quindi c'è tutta una burocrazia chiaramente. E nel frattempo come facciamo con i servizi? Questo è uno dei temi portati sul tavolo del prefetto Francesco Messina da parte dei rappresentanti dei lavoratori del comparto sanitario padovano. Preoccupa il blocco delle assunzioni voluto fino a fine anno. Manca personale a tutti i livelli, dai tecnici di laboratorio ai medici. Abbiamo un documento da presentare al prefetto, un documento per il governatore Zaia, dove abbiamo i dati anche della nostra funzione pubblica regionale Veneto, che dicono che l'ULSS 6 è a meno 6,5 di personale. L'azienda ospedaliera è un incremento dal 2020 al 2023 di personale, ma non si sa questo personale dove si sia inserito, anche perché l'osservatorio nostro, che sono arrivati circa 230 infermieri, ma ne sono andati via la metà. Gli OSS non vengono chiamati dalla graduatoria, queste persone sono disperate in graduatoria perché ci dicono quando mi chiameranno e nel frattempo accettano per andare da altre parti. Le testimonianze dei lavoratori presenti al sit-in davanti alla prefettura sono eloquenti e raccontano di carenze di personale in tutti i reparti. Io è tanti anni che lavoro in sanità, credo che sia la crisi più difficile che io abbia mai visto, cioè una crisi come questa sicuramente non c'è mai stata. Con il Covid abbiamo visto tante cose, ma diciamo che il Covid è stata la punta dell'iceberg a cui è susseguita una diaspora, cioè le persone sono proprio fuggite. Da un'altra parte abbiamo bisogno di personale molto formato. Tanto sta che adesso per fare la mia professione di tecnico di laboratorio sono previsti 3 anni universitari compresi di tirocinio, ma nel momento che le persone arrivano nei laboratori hanno comunque bisogno di una formazione, anche perché bisogna tenere presente che chi lavora a turni e quindi copre le urgenze in laboratorio H24 molto spesso si trova a lavorare da solo. Si dice Francesco Rattai, sono anche le conseguenze dello sforzo immane che è stato fatto dalla sanità nazionale per arginare il Covid, per le vaccinazioni di massa. Purtroppo il momento è molto difficile. Andiamo in pubblicità pochi minuti, un paio di minuti, poi torniamo subito con altre notizie, altre voci da tutto il nord-est. In diretta con Focus TG. Piace ai consumatori trevigiani l'iniziativa voluta dal governo per bloccare i prezzi o per fare degli sconti in alcuni supermercati dal 1° ottobre per i prossimi 3 mesi. Vediamo cosa hanno detto a Francesca Bozza. Da ieri nei supermercati aperti anche di domenica e oggi in tutti i punti vendita che aderiscono all'iniziativa del governo trimestre anti-inflazione, tra gli scaffali appaiono questi cartellini ad indicare i prodotti i cui prezzi sono ribassati o bloccati per 3 mesi appunto, nonostante i rincari. Una misura voluta dall'esecutivo per aiutare le famiglie in un momento in cui il carrello della spesa è sempre più caro. Questo è l'elenco di market e farmacie aderenti consultabile sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Domenica, primo giorno effettivo, è stata una giornata impegnativa. Molti clienti non avevano le giuste informazioni e si aspettavano lo sconto del 10% sull'intera spesa. Abbiamo passato il tempo a spiegare loro come funziona, ci racconta la dipendente di un supermercato. Ma i trevigiani che sono andati a fare la spesa in queste ore hanno visto da vicino l'iniziativa attraverso i cartellini inseriti tra le corsie e c'è chi scopre lo sconto guardando lo scontrino all'uscita dal centro commerciale. Ha avuto un risparmio? Penso di sì, sì.
Lo sapeva di questa iniziativa del 3 mesi? Sì, l'avevo sentito. C'erano un po' di sconti oggi. Ho visto i prezzi ribassati, sì. Ben venga, visto quanto costa fare la spesa oggi. Visto il periodo, ben venga sempre. Ho visto che erano parecchi, infatti ne ho approfittato. Si deve rinunciare a qualcosa ultimamente per riuscire a quadrare i bilanci? Senz'altro sì, non si può mantenere il ritmo precedente, bisogna cambiare passo. Visto sconti? Sì, all'emisfero del supermercato. Conviene, è una cosa buona? Sì, conviene. Perché costa sempre di più fare la spesa? Sì, dipende poi ovviamente i posti. Sarebbe utile, così vanno incontro anche le famiglie più bisognose. Direi. Anche perché costa sempre di più fare la spesa? Sì, decisamente di più. C'è stata una prima giornata di sconti anche dei supermercati del Veneziano, quelli che hanno aderito all'iniziativa. Anche qui sentiamo i consumatori. Filippo Fois. Ho notato che c'erano dei prezzi vantaggiosi, scontati, per cui ho approfittato, come vede, anche troppo peso, devo andare. Comunque era tutto, diciamo, che costava di meno. Tutto che costava di meno, sì, dai, sono contenta per oggi. Grazie. Speriamo in futuro. I prezzi più bassi che da oggi hanno trovato i mestrini che sono andati a fare la spesa sono frutto del cosiddetto patto anti-inflazione, sottoscritto pochi giorni fa a Palazzo Chigi, a cui a livello nazionale hanno aderito circa 25.000 supermercati che per aiutare a spendere meno applicheranno sconti del 10% sui prodotti alimentari di base per un trimestre fino al 31 dicembre di quest'anno. Faccio la spesa perché mi serve, devo fare la spesa e se ne approfitta nello stesso tempo. Secondo lei è una buona idea? Funzionerà? Spero, me lo auguro per tutti noi, perché poveri cittadini. È aumentato parecchio fare la spesa? Molto, parecchio. No, non lo sapevo e non mi sono accorta degli sconti. Ma cosa ha comprato? Poche cose, quindi forse anche dipende da quello. È più caro fare la spesa oggi rispetto a qualche mese fa? È caro da tanto tempo, secondo me, da un anno, forse anche di più di un anno. Sì. Ma non si era accorta delle offerte? No, ma forse non ci ho fatto caso. Che cos'è che costa di meno? Beh, il latte di sicuro, ci sono proprio prezzi bloccati, il latte, la pasta, i beni di prima necessità, il burro, il formaggio e tante cose vedo che sono proprio scontate. Secondo lei è un provvedimento che poi alla fine si vede nello scontrino? Ma non lo so quanto, non lo so, perché comunque la frutta e la verdura veramente sono molto costose. Frutta e verdura sicuramente sono alle stelle, poi dopo il resto, ma frutta e verdura, soprattutto chi ne fa un uso... Hai approfittato della merce che era in sconto, che era bloccata, o come prezzo? Sì, ho approfittato. Cosa ha preso? Ma erano più che altro biscotti, questo scatolame vario, diciamo, non frutta e verdura, no, non c'era. Comunque dovrebbe essere inserita, diciamo. Dovrebbe essere inserita. Vediamo cosa dicono i triestini, anche i triestini intervistati da Laura Buccarella. Ci sono gli articoli col tricolore, mi sembra. Sì, è vero. Non so, mi sembra una buona idea. Un paniere di beni di prima necessità, non solo alimentari ma anche per la cura della persona e della casa, a prezzi bloccati o calmierati. È l'iniziativa anti-inflazione del governo nazionale, partita ieri e prevista fino a fine anno. A Trieste è lunghissimo l'elenco dei supermercati e dei negozi, comprese anche molte farmacie, che aderiscono alla campagna del bollino contro il caro spesa. Ma sicuramente le cose che servono ogni giorno ed è una buona cosa che siano messe a prezzi calmierati perché ovviamente è un buon aiuto per le famiglie. Quali sono i beni che secondo lei sono aumentati di più? Ma diciamo il caffè, la pasta anche comunque se si vuole prendere una pasta insomma di marca. Per quanto riguarda la spesa ha notato un aumento dei prezzi in questo periodo? Sì, quel sicuramente sì. Speriamo che vada fino a lei che si fermi insomma. E da ieri fino al 31 dicembre ci sono alcuni prezzi calmierati. Sì. Cosa pensa di questo? Speriamo. È necessaria perché i prezzi sono aumentati in maniera vertiginosa già da un anno e la spesa diventa insostenibile per tutte le famiglie, anche per me. Lei fa questo di mestiere, cioè fa la spesa per altri su ordinazione? Sì, io faccio la spesa per altre persone e la consegno a domicilio per conto di un'azienda. Pasta, latte, tonno e salsa di pomodoro tra i beni sui quali sono stati applicati gli sconti maggiori che si aggirano sul 20% del prezzo originale. Alcuni esercizi hanno scelto di far rientrare nel paniere degli sconti governativi anche i prodotti più richiesti dalla clientela durante le offerte periodiche. Non l'ho vista, devo dire la verità, non sono ancora
non sono ancora, no. La ritiene una buona iniziativa? Sì, senz'altro. Approfitterà allora nei prossimi giorni? Ma oggi non abbiamo tanto tempo. Sì, se c'è qualcosa perché no? Approfittiamo. Quali sono gli aumenti che ha notato di più in questo periodo di generi alimentari o di altro tipo? Io penso olio, pasta, ma tutte le cose necessarie tutti i giorni. Ci sono stati abbastanza aumenti, ma non il 20-30, anche addirittura 80 e 90%. E queste le voci raccolte dalla nostra redazione di Trieste. Andiamo adesso a Bassano del Grappa perché continuano ad arrivarci lamentele di persone che non condividono le strategie dell'ospedale San Bassiano e soprattutto si lamentano in questo caso della decisione di staccare la spina al robot di ortopedia. Vediamo il servizio di Alex Giuliano. C'era una volta il robot chirurgico nel reparto di ortopedia al San Bassiano. C'era una volta e oggi non c'è più, lo sappiamo. Perché? Perché l'ULSS 7 ha staccato la spina. Finita la sperimentazione, adesso l'apparecchiatura non si può più usare. Facile a farsi, ma molto meno a dirsi, perché sono tanti i pazienti che aspettavano di operarsi o potersi operare a Bassano, dove oltre al robot avrebbero trovato un'equipe di altissimo livello, guidata dal primario Giovanni Grano. Ecco, a loro adesso chi glielo dice? Sentite cosa ci racconta proprio una delle pazienti che si sarebbero dovute operare in robotica l'11 settembre. Pochi giorni prima mi viene cancellata l'operazione. Cancellata. Cioè io non avevo più una data, una sicurezza di essere operata. Per la prima volta avevo trovato un dottore che onestamente e generosamente, ripeto, non è che sono tutti così, la maggior parte delle volte, diciamo la verità, ti dicono beh vieni nella mia clinica privata di qua e di là. No, questo in convenzione, in sanità pubblica, mi operava con la migliore tecnologia disponibile. Certo che se bloccate il robot e mandate via anche il chirurgo che lo utilizzava, beh avete fatto proprio bingo, allora mi dispiace, però è una cosa da portare all'opinione pubblica perché, vede, io magari posso anche permettermi l'operazione in privato, ma penso anche a quelle persone che non se la possono permettere un'operazione in privato. Un vero peccato, visto che si trattava di un robot unico in Veneto che era stato in grado di convogliare a Bassano pazienti anche da molto lontano. Gente che soffre, gente che potrebbe stare meglio e più in fretta, ma che oggi si ritrova in mano solo una spina staccata e tanta delusione. E a proposito di proteste, vediamo che cosa sta facendo il Comitato Danni da Movida, che è nato a Venezia, adesso si sta allargando anche a Mestre, in seguito alle sollecitazioni di quei cittadini che ritengono di poter dormire di notte e di non essere disturbati dagli schiamazzi di chi gira per le calli e per le strade. Vediamo. Chiediamo un dialogo con l'assessore Costalonga, abbiamo mandato un comunicato alla municipalità, al Consiglio Comunale e all'assessore. La mancata proroga dell'ordinanza antimovida in vigore ad agosto e settembre può riaprire il dialogo tra il Comune di Venezia e i residenti del Comitato Danni da Movida, cui il provvedimento era piaciuto pochissimo perché attivo solo in alcune zone della città, tanto da chiederne il ritiro come condizione di incontro. Un'ordinanza dovrebbe essere migliorativa di una situazione dannosa e pericolosa per la salute ed è stata un'ordinanza che non ha tutelato. Il gruppo Danni da Movida reclama il diritto al riposo nelle ore notturne e punta il dito contro l'apertura di 387 locali negli ultimi 5 anni, oltre all'espansione dei plateatici in ogni angolo calpestabile. Dobbiamo ancora crescere perché siamo sicuri che a Venezia tantissima gente ha grossi disturbi, però per una forma di non comunicazione ancora non sanno dell'esistenza di questo comitato. A Mestre però sono arrivate delle adesioni. A Mestre sono arrivate delle adesioni, alcune zone che sono via Manin, via Torino e via Palazzo. Adesioni sono arrivate anche dal Lido e dalla Giudecca. Il comitato partecipa inoltre anche agli aperivida, incontri spontanei di residenti che si svolgono periodicamente in campo San Giacomo, nati dal movimento sorto attorno all'antico teatro di anatomia dopo l'annuncio d'apertura dell'10° locale.
Al comitato partecipano non solo avvocati e architetti che mettono a disposizione del comitato le proprie professionalità, ma c'è anche chi si è munito di app che calcolano i decibel che a notte fonda si registrano ancora in alcuni locali. Servizio di Filippo Foise, purtroppo nelle nostre città non ci sono soltanto coloro che disturbano la quiete, ma che mettono in atto azioni vandaliche. Per esempio a Vicenza è stato sfregiato un palazzo barocco, un gruppo di giovani ha imbrattato l'intonaco sotto l'obiettivo della videosorveglianza, quindi saranno probabilmente e tempestivamente identificati. Vediamo. Torna la movida violenta nel fine settimana, ma questa volta nel Merino dei Balordi, uno dei palazzi barocchi più belli di Vicenza, Palazzo Ghellini, in contrada Sant'Antonio, vincolato dalla soprintendenza. 5 ragazzi, forse minorenni, tra una lattina di birra e l'altra, hanno iniziato ad imbrattare con pennarelli gli intonaci appena restaurati del palazzo realizzato dall'architetto vicentino Antonio Pizzoccaro nel 1684. A documentare la scena le telecamere di sorveglianza, da cui ora gli inquirenti sperano di ricavare gli elementi utili per rintracciare i vandali. L'allarme è stato lanciato da uno dei residenti che ha scacciato i ragazzi, che sono riusciti a deturbare anche una delle pietre della Vera da Pozzo. Ma questi non hanno una famiglia dei genitori? Multiamoli, ma pesantemente, no? 500 euro. Io multerei i genitori tanto, così forse le cose cambiano. Sì, è una cosa indescrivibile, ai miei tempi non c'erano queste cose. Io sono pugliese, vivo qui da 68 anni, ma era bello però. Non c'erano tutti questi graffiti, tutte queste cose qua che ci sono adesso. Cosa bisognerebbe fare secondo lei? Qualcuno diceva devono pagare i genitori, dovrebbero essere loro. Io farei pagare i genitori. Il titolare del bar più vicino non ci sta ad essere associato al vandalismo, ma chi si occupa della manutenzione del lavaggio periodico della vicina fontana dei bambini testimonia che nei fine settimana ultimamente la situazione in centro è molto cambiata, in peggio. Ogni volta che succede qualcosa sembra che questo bar sia l'inferno, che non è così, anche perché alle 9 di sera è chiuso, quindi non penso che sia il problema del centro storico questo bar, ed è ora di smetterla. Diciamo la movida c'è sempre stata, negli ultimi anni ho visto un po' un peggioramento, infatti troviamo dentro bicchieri di vetro, cannucce, tutto quello che rimane dei cocktail, ecco, questo lo posso testimoniare di persona. Servizio di Daniele Garbin, e non migliorano purtroppo i livelli di inquinamento delle città del Veneto. La Marca Trevigiana, 9ª provincia d'Italia per lo smog, lo rivela un'indagine del Sole 24 Ore. Intanto a Treviso da domenica sono scattate le misure per contenere queste esalazioni. Vediamo. C'è un monitoraggio importante su quello che è l'effetto del 110%, cioè tutte queste abitazioni vecchie, diciamo, datate, in cui è stato fatto un certo tipo di lavoro di isolamento termico, vediamo quale sarà la risposta dal punto di vista di inquinamento. Inquinamento dell'aria. A Treviso, come nel resto del Veneto, sono scattate le limitazioni anti-smog al traffico in vista di un autunno-inverno in cui ci si attende dei risultati anche dallo svecchiamento degli impianti di riscaldamento messo in atto in case indipendenti e condomini grazie alle agevolazioni statali. Come sempre la polizia locale cerca di fare anche una certa informazione ai cittadini, perché sì, certo noi l'abbiamo comunicato, però magari non tutti sono stati così attenti, e cerchiamo almeno nei primi giorni di fare più un effetto comunicativo. Le temperature ben più alte delle medie stagionali stanno prolungando l'estate anche dal punto di vista della qualità dell'aria, ma la situazione nella Marca rimane seria. Il quotidiano Sole 24 Ore pubblica una classifica che vede la provincia di Treviso 9ª in Italia nel 2023 per sforamenti della soglia limite di particolato fine, le cosiddette PM2,5, e peggio ancora fanno Padova, Vicenza e Verona. Eppure, dice il vice sindaco di Treviso Manera, sul lungo periodo si conta di invertire il trend. Negli ultimi anni è vero che abbiamo tanti più sforamenti del PM10 in alcune giornate, ma la media annuale si sta abbassando anno dopo anno. Questo per due motivi. Primo, perché soprattutto i riscaldamenti domestici ormai tutti prendono caldaia a condensazione, ma anche perché c'è una rottamazione chiaramente generale delle macchine, e man mano la cambi prendi una macchina più nuova. E da dire anche che i cittadini onestamente assumono dei comportamenti molto più rispettosi.
Verde, arancio, rosso rimangono 3 gli stati di allerta, ordinanza antismog in vigore fino al 30 aprile con pausa dal 17 dicembre all'8 gennaio e in caso di picchi di inquinamento stop fino agli Euro 5. Intanto però ben vengano i comportamenti virtuosi, a cominciare dalla mobilità green. Visto che domenica prossima cominciano le fiere di San Luca, che da noi sono un'attrattiva importante, se il tempo tiene, di attrezzarsi in bicicletta, che anche con i bambini fa bene fare una sgambata. Il vice sindaco di Treviso, Alessandro Manera, intervistato da Lina Paronetto. Adesso torniamo a Vicenza perché c'è stata una grande manifestazione dei No-TAV che hanno attraversato la città chiedendo di sospendere i lavori dell'alta velocità e di ripensare al progetto di attraversamento della città. E il sindaco Possamai si è detto disponibile ad una parziale revisione. Che pensiamo che sia necessario mitigare l'impatto dell'opera, stiamo chiedendo molte modifiche, in particolare nella zona dei ferrovieri, penso alle modifiche su strada dell'Arsenale. Il sindaco Possamai dunque è intenzionato a rivedere il progetto di attraversamento della città della nuova linea ferroviaria alta velocità, alta capacità. Sabato un doppio corteo di cittadini manifestanti No-TAV aveva attraversato pacificamente Vicenza con l'obiettivo di sensibilizzare le autorità sugli effetti dannosi per la città. Una delegazione ha poi consegnato un documento in municipio chiedendo una moratoria e una revisione radicale del progetto. Chiaramente rivedere completamente l'opera non è possibile perché c'è un progetto definitivo, ma interventi importanti e radicali anche in alcune parti, in alcuni punti della città, assolutamente sì. È quello su cui ci stiamo battendo con forza, ci stiamo battendo anche per chiedere il protocollo Envision, che è un protocollo che sottopone l'opera ad un'analisi di sostenibilità ambientale e obbliga chi mette a punto e chi poi realizza l'opera a fare una serie di attività che mitighino l'impatto ambientale, tipo utilizzare acqua di recupero, utilizzare materiale di scarto, il numero dei passaggi dei camion, perché un'opera così impattante sulla città va seguita con l'attenzione massima. Breve break pubblicitario e torniamo subito, a tra poco. Il report della Caritas Antoniana, sentiamo subito Francesco Rattai. 106 progetti finanziati su più di 200 progetti che sono arrivati in sede per un finanziamento di circa 4 milioni di euro a beneficio di circa 45 paesi nel mondo. Caritas Sant'Antonio promuove principalmente progetti di sviluppo, quindi sono quei progetti che cercano di aiutare le comunità e le persone a trovare una crescita sociale ed economica, e a questi si affiancano anche progetti di emergenza legati purtroppo a quelle situazioni che accadono come purtroppo sono la guerra, quindi anche progetti a favore dell'Ucraina, oppure questa emergenza continua legata ai migranti e ai profughi, anche loro in fuga da situazioni sociali, politiche, economiche e climatiche difficili. Qui a Padova e nel Veneto i frati nel nome di Sant'Antonio sono presenti con molte iniziative, attraverso anche molte associazioni, grazie a molti volontari che ci danno una mano. Per quanto riguarda qui nei pressi della Basilica è molto noto, lo sappiamo, il pane dei poveri, che aiuta molte persone non solo dal punto di vista del cibo, di cui tante volte hanno ancora bisogno, ma anche in soccorso di quelle situazioni di indigenza relativamente a bollette da pagare, situazioni di malattia che chiedono cure particolari, che hanno bisogno di sostegno, di accompagnamento, a volte anche di aiuto economico. Poi in molti nostri conventi ci sono iniziative di carità, qui su Padova penso in particolare alle iniziative legate al villaggio di Sant'Antonio, a Noventa Padovana. Insomma, 106 progetti in 45 paesi del mondo è la Caritas Antoniana. E intanto una fornitura di prodotti tipici stagionali, ma anche di materiale pratico per accudire i bambini e sostenere le mamme è stata consegnata ieri
dagli agricoltori della CIA di Padova a suor Miriam Parolin, anima di casa Priscilla. Sentiamo Lucio Zanato. Ora Casa Priscilla accoglie mamme con bambini residenziali e poi tanti bambini e bambine, ragazzi e ragazze diurni. Una mano tesa agli ultimi, quella di suor Miriam a Padova. Da 33 anni è l'anima di Casa Priscilla, una struttura sorta in via Crescini e che tra poco si trasferirà in via Vlahovic. Quante persone in questo momento voi avete? Una trentina, dai bambini di 1 anno ai 17 anni. Vengono dal mattino e vanno via alla sera. Sono accolti da noi, vanno a scuola, tornano, pranzano, giocano un po', fanno i compiti. Tante le storie che sono passate per Casa Priscilla. Abbiamo tante richieste di mamme con bambini. Abbiamo accolto anche qualche ragazza venuta dai profughi. Sì. Storie tanto di dolore e impegnative. Per questo, nel corso di Ghetto in Fiori di domenica scorsa, gli agricoltori della CIA di Padova hanno voluto sostenere concretamente suor Miriam con una consistente fornitura di prodotti tipici stagionali, ma anche di pannolini, tovagliette e materiali per l'igiene essenziali nella quotidianità di Casa Priscilla. Che noi crediamo molto nella comunità e nella possibilità di essere utili alla comunità. Lo facciamo con iniziative che non vogliamo siano estemporanee, ma che siano continuative. Infatti metteremo sul tavolo una formazione anche per gli ospiti di Casa Priscilla per poterci coltivare il proprio orto. La solidarietà è un elemento importante dei nostri agricoltori, ma soprattutto di CIA agricoltori italiani, e per questo motivo, uno di questi motivi, anche oggi abbiamo un incremento da parte dei giovani nell'insediamento nelle attività agricole. Ma per suor Miriam tutto quello che arriva per le sue mamme e i suoi bambini è la bellezza nella provvidenza. Con il miele io al mattino, soprattutto adesso che hanno un po' di tosse, no? Dai, prendi un cucchiaino di miele, guarda qua che bello, il miele fatto da loro, ti pensi dalla CIA, è provvidenziale, è bello. Il mese della prevenzione del tumore al seno, tante iniziative della LILT e torna il Vaporetto Rosa a Venezia. Anche quest'anno il Vaporetto Rosa riprende la sua navigazione per promuovere la prevenzione del tumore al seno a Venezia e nelle isole della sua laguna. L'Ottobre Rosa è diventata un'istituzione che solo l'anno scorso ha organizzato circa 80 iniziative su tutto il territorio comunale e che quest'anno si estenderà anche ad altri 15 comuni della città metropolitana che rientrano nel distretto dell'Ustrè per rafforzare un messaggio di prevenzione e di vita. Dal cancro al seno si può guarire, grazie soprattutto a uno strumento efficace che è quello della diagnosi precoce. Allora vogliamo arrivare non solo alle donne che sono in età di screening e quindi sollecitare all'adesione dello screening mammografico, ma vogliamo arrivare anche alle donne più giovani, perché purtroppo di cancro al seno si ammalano sempre più donne giovani. Da quando noi usiamo questi sistemi promozionali, diciamo così, l'aderenza agli screening contro il tumore al seno è cresciuta in maniera molto importante, tanto che la nostra provincia arriva addirittura quasi l'80%, diversamente da molte regioni italiane dove sono ancora fermi al 30%. Il primo viaggio di quest'anno il Vaporetto Rosa l'ha compiuto attraversando il Canal Grande fino a Cafarsetti, prima tappa di un lungo tour che avverrà anche su 2 ruote nell'entroterra. Negli ultimi anni ci eravamo chiesti cosa potevamo fare di più e la risposta è stato andare in terraferma a parlare di prevenzione, dove c'è stata un'adesione incredibile da parte dei comuni della città metropolitana. I risultati ottenuti nel veneziano da una campagna di informazione sempre più partecipata sono stati riconosciuti a livello nazionale dal Ministero della Salute e l'arrivo di un autobus rosa che si accompagna alle diverse iniziative che già si svolgevano nell'entroterra rafforza il progetto ulteriormente. Raggiunge tante delle nostre città con lo stesso atto di sensibilizzazione. Possiamo lottare contro i tumori solo attraverso la prevenzione. Il modello Venezia è un grande modello. Servizio di Filippo Fois, adesso vediamo a Gaglio l'arrivo del leone fatto dallo scultore Martalar con i legni degli alberi distrutti dalla tempesta Vaia. Il gallo di Gaglio avrà presto compagnia.
L'enorme leone alato di Vaia, creato dallo scultore altopianese Marco Martalar, arriverà nelle prossime ore in paese con il suo carico di storia e il suo pathos drammatico. L'opera, realizzata con oltre 1500 scarti di legno degli schianti di Vaia, è alta più di 3 metri e dalla criniera alla coda è quasi 5 metri. Martalar l'ha realizzata per evocare la potenza dell'urlo del bosco devastato dalla tempesta di 5 anni fa, e domani Leone ritornerà nel suo altopiano dopo aver portato a Venezia la testimonianza della devastazione di Vaia. L'arrivo dell'opera è previsto per le 12:30 davanti al municipio di Gaglio, dove il leone alato rimarrà a fianco dell'ormai celebre gallo per ricordare a tutti la tenacia della montagna e della sua gente. Poco più di un mese fa un'altra opera dello scultore altopianese, il Drago di Vaia dell'Alpe Cimbra, era stata data alle fiamme, suscitando grande scalpore e molta rabbia in tutto il Veneto e anche in Trentino, mentre l'Aquila installata in Marcesina ha dato un nuovo impulso al turismo della piana tanto cara a Mario Rigoni Stern. Ferrari e beneficenza. Ieri a Jesolo un evento che ha permesso di fare una donazione all'Associazione Medici con l'Africa QAM del grandissimo Don Dante Carraro, che speriamo di avere di nuovo ospite a Focus, unendo la passione per i motori al sostegno di progetti importanti. Vediamo. Il mondo dei motori e la sicurezza stradale si fondono per creare una raccolta fondi benefica a favore di Medici con l'Africa QAM. Un progetto che ha permesso di donare 6.850 euro che serviranno a far correre le ambulanze dei Medici con l'Africa QAM in Sierra Leone, dove è stato realizzato un sistema in campo sanitario simile al 118. Motore messo a servizio della vita, credo che questo sia molto molto bello, cioè l'idea di mettere la potenza di un motore a servizio e diventano mezzi salvavita, e lo facciamo in Africa. Queste iniziative servono a far sì che queste ambulanze che abbiamo in Sierra Leone, nel distretto di Pugeu, possano funzionare, possa essere a servizio di tante mamme, di tanti bambini che hanno bisogno tantissimo dell'aiuto anche nostro. L'evento, svoltosi ieri nell'area park di via Mocenigo a Jesolo, a pochi passi dal mare, ha visto decine di persone vivere l'ebbrezza di un test drive a bordo delle Ferrari. Presente anche la Regione, che da tempo affianca il QAM nei suoi progetti. Quello che vediamo oggi, la possibilità di fare guida sicura al volante di una Ferrari non capita proprio tutti i giorni, quindi vedo che c'è grande entusiasmo e grande partecipazione. Iniziative come queste sicuramente fanno del bene non solo nel mondo sanitario per l'appoggio al QAM, ma anche sulla sensibilizzazione alla sicurezza stradale. È tutto per oggi, grazie molte per aver scelto Focus TG, in regia Francesco Cerone e Fabio Falliero. Ci vediamo stasera, se lo vorrete, a Focus alle 21:15. Buona giornata.